Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Ciao Massimo Privitera. Ciao Marco Testoni, vi saluto dalla casa di Pierluigi Pietroniro. Perché ci tenevo a dire questa cosa? Perché non è un'ambientazione a me solita, come sapete benissimo. Però questo ci dà la possibilità di dare un gancio. Pierluigi è stato violinista per tantissimi anni di Ennio Morricone. Noi oggi parliamo di un film dove le musiche sono state firmate da Ennio Morricone, ma non solo, anche da Andrea Morricone. Il tema d'amore. Il tema d'amore. Stiamo parlando di Nuovo Cinema Paradiso. Allora, però, questa volta, prima di iniziare la puntata, vogliamo fare un gioco con chi ci ascolta, perché è proprio importante ricostruire la memoria storica di questo film. È stato un film che ha ispirato, ha sedotto milioni di italiani. Ognuno di noi è collegato a quel film particolari ricordi. Cosa noi chiediamo, caro Massimo, di fare ai nostri ascoltatori, spettatori? Quindi in questa sorta di puntata, che è una puntata di rimembranze, vi chiediamo la cortesia, la gentilezza, ma anche per un piacere nostro personale, emozionale, di dire qual è il vostro ricordo legato proprio alla visione di Nuovo Cinema Paradiso o anche le visioni successive. Magari l'avete visto come noi per la prima volta al cinema e poi l'avete rivisto in VHS, in Blu-ray, in DVD, quello che è. Però vi invitiamo proprio a lasciare i commenti a questa puntata, proprio commenti di ricordi, rimembranze legate a Nuovo Cinema Paradiso, al film di Giuseppe Tornatore e alla colonna sonora epocale iconica di Ennio Morricone col tema d'amore di Andrea. Mi sa che mica solo te sei legato a questo film, caro Massimo, credo che tantissimi... Ma io da buon terrone ho motivazioni. Certo. È un film che, insomma, parlarne è anche riduttivo, nel senso che bene o male è uno di quei film considerati delle pietre miliari della nostra cinematografia che più o meno hanno visto tutti. Non solo hanno visto tutti, ma l'hanno sentito anche tutti. Allora, anno 1988, l'anno di uscita e di realizzazione, regista Giuseppe Tornatore, soggetto Giuseppe Tornatore, musiche di Ennio Morricone colossali, ma un tema non è di Ennio Morricone, bensì del figlio Andrea Morricone. E peraltro, caro Massimo, non un tema qualsiasi, non un tema secondario, ma il tema d'amore, cioè il tema proprio uno dei temi più ricordati della nostra musica per immagini. Peraltro poteva essere anche ingombrante questo tema nell'ambito del repertorio che veniva sempre richiesto al maestro Morricone durante i suoi concerti, perché questo era un tema appunto non scritto da lui, ma scritto da Andrea Morricone. Allora, brevemente, un film all'epoca coprodotto da Cristaldi Film e Film Sarian, quindi fu un grandissimo sforzo, peraltro per un'opera di un regista che era praticamente all'inizio della sua carriera. Secondo film. Il film è interpretato da Philippe Noiret, Salvatore Cascio, Marco Leonardi, Jacques Perrin, Antonella Attili, Pupella Maggio, Leopoldo Trieste, Enzo Cannavale, Leo Gullotta e tanti altri. Insomma, un film, come si dice, corale che attraversa vari anni e vari decenni di storia, un po' come poi ci ha abituato a fare appunto Tornatore, pensiamo a Baria ad esempio, ma non solo. Dunque, io prima di lasciarti la parola vorrei dire che questo film, e poi ne parleremo meglio, ha avuto una vita tribolata per quanto riguarda il montaggio, perché ci sono state varie versioni, si è andati un po' a fisarmonica in qualche modo, poi alla fine si è trovato, diciamo, la quadra, che ha scontentato chi invece preferiva la versione, diciamo, quella estesa piuttosto alla versione con i tagli e via dicendo. Di questo però parleremo più avanti, perché ho anche da dire personalmente appunto delle cose. Allora, raccontaci un po', Massimo, perché tu sei profondamente legato a questo film, al di là delle questioni regionali, diciamo così. Vabbè, ovviamente, scherzi a parte, io sono siciliano, come lo sapete ben tutti, come Giuseppe Tornatore,
E devo Eppure dire c'hai questa calata di Trento. nordica, proprio, sì, proprio di Bergamo Alta. Devo dire che la mia infanzia è stata un po' avvicinabile a quella di Totò e con il suo caro personaggio Alfredo, perché io avevo, quando ancora c'erano nei paesini di provincia siciliani, c'erano quei 2-3 cinema, ma in realtà solamente 2, uno, e ce n'era uno che era più, diciamo, più gettonato rispetto agli altri, perché faceva più programmazione, era anche più per famiglie. E proprio questo qua, il cinema alla Ferla, da Augusta, non me lo posso dimenticare mai, e il proiezionista era amico di mio papà, che mio padre e mia madre mi portavano tutti i weekend, a me e mio fratello, tutti i weekend al cinema, e a vedere di tutto e di più, Jerry Lewis, Paolo Villaggio, Renato Pozzetto, Rico Celentano, i western, i peplum, fantascienza e via discorrendo. E mi ricordo che quando poi sono diventato un po' più grandicello, nell'88 avevo 14 anni, e già andavo da un bel po' al cinema da solo, e avevo questo amico proiezionista che ogni tanto mi faceva vedere il film nella sala di proiezione, ovviamente dove c'era il grande proiettore meraviglioso come quello di Alfredo di Nuova Cinema Paradiso, o in sala. Cioè, tanto lo vedevo anche da solo. E quindi quando ho visto questo film mi si è spalancato il cuore, perché mi sono arrivati addosso come una valanga una serie di ricordi. Io vivevo come a Totò quel modo di vedere il film, con tutta quella confusione, la gente che fumava in sala, le urla, le grida. Mi ricordo Rocky, che gente che si alzava, faceva la standing ovation, applaudiva a Stallone perché aveva picchiato per Rocky 4 Ivan Drago, e via discorrendo. Quindi questo film, quando lo vidi, oltre a una serie infinita di lacrime, perché io lo vidi come te, e poi ti chiederò il perché, nella versione lunga, quella dove ovviamente alla fine c'è questo ritorno della storia d'amore, che è un po', diciamo, la sottotrama del film, perché poi effettivamente la storia di Totò, che poi diventa un regista, sfido chiunque a non aver mai visto Nuovo Cinema Paradiso, diventa un regista, è quasi una sorta di storia biografica di Peppuccio Tornatore, che fa tra l'altro un cameo. Se non l'avete visto, vi ricordo che c'è una sequenza in cui il prete dice fai partire il film, e c'è un personaggio che era Da dentro sì, quando sì, Totò sì. è grande, che Jacques Perrin ahimè ci ha lasciato un po' di tempo fa. Jacques Perrin dice in questa sala privata: fai partire quella serie di immagini, famosa sequenza dei baci, e chi fa partire la sequenza, quindi era il proiettore, Tornatore, è vero. Tornatore. Quindi chi non ha visto questo cameo, riguardi questa sequenza qui. E poi parte quel tema d'amore spettacolare scritto da Andrea Morricone, che è poi richiestissimo, è stato coverizzato ma miliardi e miliardi di volte in tutte le salse possibili e immaginabili. Quindi io sono legato a questo film proprio perché per questo motivo che vi ho appena spiegato. Poi, se devo fare una piccola annotazione, io ho sempre preferito la versione lunga piuttosto che quella corta, che poi è quella che effettivamente fece aggiudicare a Tornatore, che era il suo secondo film dopo Il Camorrista, con le musiche di Nicola Piovani, il suo primo Oscar come miglior film straniero. Ma preferisco la versione lunga, forse è più melenza, più melodrammatica, molto in stile italiano, quasi pucciniana, chiamiamola così. Però io l'ho sempre preferita. Ma se devo fare una sorta di minima considerazione, anche perché l'ho vissuta in prima persona, il film preferito nel sodalizio tra Ennio Morricone e Giuseppe Tornatore è, a detta anche del regista e del compositore, è Una pura formalità, che, se non mi ricordo male, è il terzo film che venne dopo Nuovo Cinema Paradiso, e il secondo nel connubio tra Morricone e Tornatore. Detta questa cosa qua, c'è un aneddoto che ci devi raccontare tu, perché tu un tempo fosti, giusto, fosti un giornalista prima di diventare poi compositore, music supervisor e il mio socio di merende qui su Soundtrack City, e quindi scrivevi articoli per Prima Visione. E dove andasti con Prima Visione? Allora, andai a Trento nel 1988 e conservo ancora questo librone, questo catalogo che mi regalarono appunto in quanto andai lì come inviato di Prima Visione. Allora, si chiamava questa manifestazione all'interno del Trento Cinema Incontri internazionali con la musica per il cinema.
andai in un paio di edizioni, ero giovane, avevo appunto 28 anni, e mi ritrovai pronti via, questo per farvi capire a che livello siamo, con la giuria che era composta da costoro. voglio un attimo dire. Quindi io mi ritrovai praticamente, siccome la mattina si facevano laboratori, seminari con i ragazzi che interessati allo studio della musica del cinema, che allora non era insegnata nei conservatori, quindi non era timidamente qualche cosa si cominciava a fare al centro sperimentale di cinematografia, ma per il resto la musica del cinema non era insegnata, non aveva didattica. Ecco, e quell'anno in giuria c'era Ennio Morricone, Michael Nyman, Carlo Rustichelli, Carlo Sabina, Rolf Ryan, Vittorio Gelmetti, Stanley Myers, Wolfgang Thiel. Allora, stiamo parlando di pezzi da 90. Peraltro c'erano anche presenti tantissimi altri compositori, ne ricordo uno, Carlo Siliotto, che era intervenuto anche lui, e si parlava, quindi si facevano una serie di incontri tematici circa la musica per film. Peraltro allora era molto forte il tema dell'elettronica. Cominciavano a uscire i primi strumenti elettronici, e ovviamente c'era chi era favorevole e chi era assolutamente sfavorevole. Uno che era assolutamente sfavorevole, e allora io mi ricordo sul reportage che feci ne parlai tantissimo, era proprio Morricone. Morricone considerava l'elettronica uno escamotage per fare organizzare colonne sonore di basso costo e di basso livello. In generale non è che poi non è che è andato tanto lontano dalla realtà, però poi in realtà poi ci sono stati fior di musicisti che hanno utilizzato l'elettronica in maniera assolutamente, come posso dire, incisiva, e che ha avuto un senso preciso e particolare nell'ambito proprio della storia della musica da film. Ma c'erano anche degli eventi collaterali. Tra gli eventi collaterali c'era una sorta di dedica a Ennio Morricone, che era appunto lì. Gli dedicarono tutta una serie di film che proiettavano durante i giorni del festival. Uno di questi era l'ultimo che aveva fatto, si parla dell'88 e dell'86, cioè Mission. Ma a un certo punto ci dissero: guarda, oggi facciamo l'anteprima di un film che ancora, che se non sbaglio era uscito solo in un altro festival, credo a Bari, di un regista giovane, tale Giuseppe Tornatore, e via dicendo. Quindi era una cosa a sorpresa, non mi ricordo che non era nel programma, quindi andammo a vedere questo film, e in questo film c'erano soprattutto a vederlo queste persone di cui ho parlato, questi qui, più altri giornalisti, docenti, era insomma una cosa per addetti ai lavori e qualche personaggio del pubblico. Ci fecero vedere questo film nella versione estesa, quindi quella in sostanza, come dicevi te Massimo, finisce il film. Io mi ricordo, giovincello, 28 anni, si accendono le luci e vedo intorno a me tutti commossi, una serie di professionisti, tutti quanti più o meno commossi, chi se ne andava da una parte, chi se ne andava da un'altra, imbarazzati anche in tutto questo. Quindi io ne fui moltissimo colpito, e come me tanti altri, e non percepimmo assolutamente la lunghezza eccessiva di questo film. Quindi quando restammo tutti piuttosto così spiazzati, perché non ce l'aspettavamo. Detto questo, posso dire e confermare che Nuovo Cinema Paradiso fu proprio un crack nella cinematografia di quegli anni, perché tutti quanti se lo ricordano come una cosa proprio, che uno spartiacque, un film proprio spartiacque, perché era un film popolare, c'erano degli aspetti di commedia, c'erano degli aspetti storici, c'era la storia nazionale vista attraverso una sala la vita e la parabola di una sala cinematografica. Quindi, e poi c'era questa colonna sonora italiana, mettiamola di quelle proprio che se uno pensa iconiche da quel punto di vista.
però qui è come dire, stiamo proprio nel melodramma, cioè stiamo proprio nel mondo nostro. Poi ovviamente ci sono anche delle citazioni che sempre quel genio di Ennio Morricone le faceva con una grazia incredibile, con una delicatezza, sapendole velare in maniera veramente elegante e raffinata. Ci sono delle citazioni a Rota, Felliniano, perché ovviamente ci sono delle sequenze dedicate proprio a quello, ma anche proprio come sapore, come atmosfera. E poi è molto popolare. Poi devo dire che c'è tutta la sicilianità, perché devo dire che quel film lì è proprio il film più siciliano di Giuseppe Tornatore, che io ancora oggi amo molto di più rispetto agli altri siciliani, cioè vuol dire L'Uomo delle Stelle, Malena e Baria. Quello per me rimane il capolavoro, insieme a una pura formalità della filmografia di Tornatore. Devo dire che io mi ricordo, mi è fatto in mente un aneddoto. Mia madre, ci fu un periodo che quando si ospitavano ragazzi stranieri a casa di altri in giro per il mondo, noi ospitammo questa ragazza che, se non mi ricordo male, svedese, bellissima, di cui mi sono anche innamorato, perché effettivamente era una bellissima ragazza. E lei mi chiese: ma qual è il più bel film italiano che potrei vedere? Perché non ho mai visto un film italiano. Caspita, io avevo il VHS, che tra l'altro anni dopo, quando feci un incontro con Giuseppe Tornatore ed Ennio Morricone alla Casa del Cinema, mi fece autografare il VHS proprio da Tornatore e da Morricone, e glielo feci vedere questo VHS, e le dissi: guarda, questo qua è un film per chi ama il cinema e per chi vuole capire come accresce nel proprio DNA la passione per il cinema. E poi c'è anche La mia terra, quella che tu ora stai frequentando, stai vedendo in tutti i suoi aspetti, nel bene e nel male. Gli feci vedere questo film, ovviamente non c'era nel VHS, non è che c'era la possibilità come oggi, tutt'oggi, certo, di avere la doppia lingua, quindi lo feci vedere in italo siculo, perché quello il film così è, e gli spiegavo ogni tanto qualche cosa, anch'io con il mio inglese maccherronico, ma mi ricordo che appena, e gli feci vedere la versione lunga, perché io nel VHS avevo la versione lunga, e gli feci vedere questo film, e lei, mi ricordo che nella famosa sequenza del reincontro, quindi del risvolto amoroso in età adulta dei due protagonisti, Totò e Elena, e poi famosa scena finale dei baci, i pianti, quindi ti rendi conto che quando una cosa, anche se in un'altra lingua che non ti appartiene, soprattutto in un dialetto, perché noi italiani ne abbiamo fin troppi, meno male, però quando c'è quel messaggio, quella forte passionalità, quella forte emozionalità, quella musica che ti entra dentro le vene e non ti lascia più, riesce a colpirti anche se tu non appartieni a quella terra, a quella lingua e a quel mondo. Ed è la grandezza del cinema, la grandezza delle immagini, la grandezza soprattutto della musica di Ennio Morricone. Ecco, perché la musica è un linguaggio universale, quindi se non capisci le parole, capisci la musica comunque, quindi capisci le immagini e quindi vai avanti lo stesso. Allora, io direi di chiudere qui questo nostro ricordo a questo punto. Più che una puntata, è stata una puntata di ricordi relativi al Nuovo Cinema Paradiso, che insomma è uno di quei filmoni che non abbiamo voluto parlare di come posso dire, di quello di cui è stato parlato già tante volte, ma dargli una chiave un po' più personale. Io sono sicuro, peraltro, che se andiamo a ascoltare il ricordo di tanti altri come noi, non solo della generazione mia e tua, che comunque è diversa, ma anche di altre persone che hanno visto questo film, stai sicuro che ci avranno visto, al ricordo di quel film sono collegati molti ricordi personali di ognuno. Una cosa che di solito non facciamo quasi mai, però invitiamo i nostri molti fan di lasciarci i loro ricordi a commento. Proprio dateci questo regalo e emozionalmente diteci cosa avete provato quando avete visto per la prima volta, e poi magari in visioni successive Nuovo Cinema Paradiso. Allora, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima.